Una storia riassunta in un'iscrizione, quella del capitello del colmello di paese, ma anche nel quadro all'interno, che raffigura quella che tutti chiamano la Madonna della Guerra. La scritta la si può leggere su questo capitello, lungo la strada che porta a Quinto. Tante le macchine relative a persone che sfrecciano via ogni giorno senza sapere la storia testimoniata da questo sacello, che ogni ultima domenica di aprile viene ricordata da figli, nipoti e pronipoti di chi l'ha vissuta. Perché pochi sanno che in quei 13 giorni del 45 anche questo borgo trevigiano rischiò di fare la fine di Marzabotto. Qui c'era un concentramento di truppe tedesche e in quegli anni dopo sono arrivati gli americani. In pratica sono stati 2 o 3 giorni non molto passati, diciamo, con vari pericoli, con varie cose che non si sapeva che destinazione avevano. E le immagini attorno alla Madonna raccontano da sole la devastazione lungo questa strada e il pericolo che per proteggersi la fuga i tedeschi incendiassero ogni cosa, persone comprese. Così in quei giorni in ogni casa si iniziò a recitare il rosario e la situazione cambiò. I tedeschi sono scappati con l'arrivo degli americani, è andato tutto a finire bene e i vecchi nostri qua del posto hanno deciso di costruire questo capitello. Un voto di tutta la comunità che si rinnova ogni anno e che viene tramandato di generazione in generazione, diventato nel tempo anche un modo per ritrovarsi e per tramandare anche gli aneddoti di quei giorni, dove il coraggio di 2 giovani di allora si misurava anche a colpi di fisarmonica. Cantavano una canzone che per fortuna i tedeschi non capivano l'italiano, altrimenti secondo me li fucilavano subito. Perché la canzone cosa diceva? Perché questa canzone diceva: Valtre patate, andè a casa vostra, l'Italia se nostra va fora o straniera.